L'aeronautica militare e la forza armata si prepara costantemente e costantemente garantisce il servizio di sorveglianza del nostro spazio aereo nazionale. Esercitazioni come queste con la SIFEX ci permettono anche di cooperare con paesi che non sono necessariamente nella NATO come la Svizzera, ma che sono dei nostri vicini e si integrano di fatto in maniera molto naturale nel dispositivo che è stato creato per questa esercitazione, ma che è lo stesso che fondamentalmente assicura il controllo dei nostri cieli nazionali, ma anche cieli di tutta l'Alleanza Atlantica. Ci sono delle difficoltà a rapportarsi con nazioni diverse? Ci possono essere delle difficoltà se vogliamo, ma io credo che siano più le comunalità. In un lavoro che ormai da anni va avanti e che assicura la perfetta interoperabilità fra le nostre forze armate. Sentivo prima in una domanda che facevate, si parlava di lingua, di problemi di lingua. Io credo che più che di lingua ormai il linguaggio che si parla in questo tipo di attività sia un linguaggio ormai comune e consolidato. Dunque se ci sono delle difficoltà semplicemente vengono superate da questo obiettivo comune che ci viene posto, e queste esercitazioni ci possono aiutare a migliorare ulteriormente cose che facciamo già bene insieme. Ecco, appunto, una volta raggiunti questi obiettivi, qual è l'importanza poi di mettere in atto? L'importanza è saper garantire questo tipo di integrazione sia qui in questo contesto, sia in tutti gli altri contesti in cui le nostre forze armate, l'aeronautica militare e le forze di altri paesi vengono chiamati ad operare. Pensiamo che insieme al servizio di air policy, un ricontrollo dello spazio aereo nazionale che viene assicurato 24 ore su 24 dalla forza armata, l'aeronautica militare partecipa attivamente anche al servizio di air policy e in maniera integrata in collaborazione con gli altri paesi della NATO su diverse aree, dai Baltici all'Islanda alla Romania, dove attualmente è presente un rischieramento del 51esimo stormo per l'attività di air policing sul fianco est della NATO. Ecco, un'esercitazione italo-svizzera, ma ci sono coinvolti anche gli americani, Giuliano. È un'esercitazione complessa che ci dà l'opportunità a tutti, dunque sia a noi, appunto agli svizzeri che stiamo ospitando, ma anche ai nostri vicini che operano dall'aeroporto di Aviano, e di fatto abbiamo coinvolto tutto lo spazio aereo del nord-est. Tra italiani e svizzeri, in tutto quante persone sono coinvolte? Ma abbiamo diversi assetti, si parla di qualche centinaio di persone, se vogliamo parlare proprio di persone che operano attivamente. Ricordiamoci anche che non si parla soltanto di quelli che operano, che possiamo vedere qui su Istrana, ma il dispositivo è fatto di radar, è fatto di sistemi di comunicazione, sistemi di controllo che di fatto coinvolgono tutte le articolazioni della forza armata.